Una buona notizia arriva per le migliaia di lavoratori nel mondo della sanità, tra cui i dipendenti della Seus 118 nell'ambito dell'emergenza coronavirus. 31 milioni di euro sono stati destinati alle aziende del sistema sanitario regionale che provvederanno già dalla metà del mese di dicembre all'erogazione delle somme ai lavoratori. Un segnale senza dubbio positivo verso una categoria fortemente stressata durante la pandemia del Covid-19. Le risorse in questione sono una quota residua della prima tranche già distribuita a titolo di fondi contrattuali per le particolari condizioni di lavoro durante l'emergenza, una sinergia avviata con le parti sociali che hanno partecipato alle fasi di trattative e confronto sindacale, dichiara Ruggero Razza, assessore regionale alla sanità del governo Musumeci. Un governo che gratifica i lavoratori di un settore fortemente sotto pressione, che consentirà l'adeguamento contrattuale disponendo la liquidazione con un incremento di 1.000 euro a titolo di ristoro per ciascun dipendente Seus avente diritto. La misura interesserà complessivamente circa 3.200 impiegati, dagli operatori CUR, 112, autisti soccorritori, servizi secondari fino al personale amministrativo. Disposta altresì l'attivazione di tutti i centri di sanificazione dei mezzi della Seus presso i siti delle aziende del sistema sanitario regionale già a partire dalle prossime settimane.